Era stato fermato dopo che il 20 giugno, era un venerdì mattina, era sceso in strada a Brusegana per un regolamento di conti con un gruppo di connazionali per motivi legati al controllo del territorio di spaccio. Armati di coltelli, i residenti spaventati avevano sentito anche alcuni colpi di pistola. La polizia aveva rintracciato e denunciato 3 persone, tutti tunisini, tra di loro il 22enne che gli agenti delle volanti hanno arrestato nuovamente martedì dopo che al 113 un cittadino aveva segnalato tramite l'app YouPol la presenza di uno straniero che era stato visto saltare la recinzione di una casa abbandonata vicino a un parco, ancora una volta in zona brusegana. Dopo la denuncia di giugno, il tunisino era stato portato al centro per il rimpatrio di Torino, dove era stato arrestato per aver causato una rivolta e da dove era riuscito a fuggire. A Padova il 22enne era tornato alla sua attività di spacciatore. Arrivati a Brusegana, gli agenti lo hanno intercettato mentre armeggiava dietro a un cespuglio e lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione. Aveva creato un piccolo laboratorio il tunisino con tanto di bilancino di precisione e guanti per il confezionamento della cocaina. 27 dosi erano già pronte, in una busta c'era altra polvere bianca pronta da suddividere. Per il tunisino è scattato l'arresto convalidato dal giudice che ha anche previsto il divieto di dimora a Padova. Il questore ha disposto, come a giugno, l'accompagnamento del 22enne al centro per il rimpatrio di Torino per l'allontanamento dal territorio nazionale.